Se non ti leverò non avrai parte con me. Venne dunque a Simon Pietro e disse in piedi: Signore, tu lavi i piedi a me, ma la comprenderai un giorno. Se vi ho lavato i piedi io, Signore e Maestro, quanto più voi avete il dovere di lavarvi i piedi l'un l'altro. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Segnato il pasto che facciamo. Salute Donato, ciao. Vincenzo. La paramora.
A Sant'Antonio? A Sant'Antonio, sì. Cioè facilmente. In centro sono influenze. Giro la contavo. Io scattavo pure. Ciao. Cambia sta foresta.
Dos'è? Dos'è? È riposato? Dos'è? Matti, pss, pss. Non vanno completamente. Attenzione, levati.
Ah no. No, io come ti fatto? Sono tanto nei gambe e come voglio braccio.
Avanti, avanti.
Spostarsi, spostarsi. La chiesa aperta è. Queste cose adesso non vengono fuori oggi. Oli! Ma insomma, non vedo la tessuta. Allontaniamolo questa canina da qua. Allora a casa.
Oi, oi.
Quando poi io non arrivo. Se lodate e ringraziate di momento, se lodate e ringraziate di momento, se lodate e ringraziate di momento. Alfa.
Davanti a mano da dire tutto. Dai, facciamo solo Bastano due. Va bene.
No, io bisogna, poi ce l'ho. Vabbè, dammi andare dritto, Angelo.
Ora basta con queste fotografie, ragazzi. No, amore, senti. C'è un volume che hai passato in campo, non hai fatto mai il campo. Il volume, non mai più.
da dopo. Tamam iyi lan. İyi lan. E sulla via tunica hanno gettato la lasta. E i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre lì accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre: Ho sete. vi era lì un vaso pieno d'aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: Tutto è compiuto. e chinato il capo, spirò.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ecco, ci siamo ritrovati questo pomeriggio qui ai piedi del Calvario per vedere, partecipare a questo gesto di pietà popolare della crocifissione di Gesù. Adesso in tutte le chiese, le rettorie e nelle parrocchie ci sarà la celebrazione della Passione di Cristo, la liturgia. E allora vi invito tutti a partecipare nelle chiese a questa liturgia della Passione di Gesù, perché possa essere veramente Venerdì Santo, celebrato liturgicamente e cristianamente. Allora la liturgia della Passione di Gesù in tutte le parrocchie e rettorie si celebrerà alle ore 18. Questa sera alle ore 21 ci sarà la discesa dalla croce e la processione del Cristo morto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ai piedi del Calvario e alla presenza di questa immagine di Gesù crocifisso vogliamo ancora una volta meditare sul mistero del suo grande amore per noi. E allora cerchiamo di cogliere questo ulteriore messaggio che ci arriva in questo Venerdì Santo. Apriamo la nostra mente e il nostro cuore al Signore che ci parla dall'albero della croce, al Signore che ancora una volta ha da dire una parola a ciascuno di noi, perché possiamo essere degni Suoi seguaci, bagnati così come siamo stati dal Suo sangue che ci ha salvati e ci ha redenti. Ascoltiamo ancora una volta quando in questo Venerdì Santo può giovarci perché ognuno di noi possa vivere intensamente questa giornata e immergersi nell'amore misericordioso di Dio. Fratelli e sorelle, l'evento stupendo della morte del Signore nostro Gesù Cristo. E qui, dinanzi ai nostri occhi, emerge questa croce che visibilizza un'immagine. Ecco il legno della croce. Adesso fu sospeso colui che è la salvezza del mondo. Veramente, dirà il centurione, quest'uomo era il figlio di Dio. Ma quanto è faticoso, fratelli e sorelle, riconoscere quest'azione della grande veglia. Sì, attraverso la liturgia, attraverso la preghiera vogliamo vedere Gesù, ma soprattutto vogliamo vedere Gesù nell'altro, nel fratello, perché ogni uomo è mio, tuo, nostro fratello. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo.
fa chiamare da avanti. Avanti, sono tutti in ordine lì, Aspettando che la c'ho io.
sempre.
Perché sono sculturati.
Oggi si può fare un cambio, però della bene, vabbè. Va bene, fa.
C'è delle non l'hanno.